No, no, riusciamo a togliere le patate oggi. Ci è voluto tempo però. Piove secondo te? Al mi piove. 3-1. 3-1 che piove. No. Voilà, ciao ragazzi. Allora, oggi tiriamo sulle patate, sempre sperando appunto che non venga da piovere. Per prima cosa, padre ha già preso il decespugliatore, vedete? Passa con quello e taglia sulla superficie per tirar via le piante. E successivamente andiamo a prendere il trattore e attacchiamo dietro una specie di aratrino piccolo laterale per tirare sulle patate appunto. No! Si vede bene. Si vedono bene? Vieni indietro che sennò ti arriva la roba negli occhi. Bene, adesso tiriamo via i pali intorno. Cosa? Mettiamo in moto. Non guardo perché non ho gli occhiali di protezione. Invece la GoPro non ha problemi quella. Vabbè. Via anche l'erba. Allora servirebbe la forca però. Va torna la forca là, dai. Dove? Nel capannone. Allora, mentre il padre tira via i pali, io vado a prendere la forca perché spostiamo l'erba che è stata tagliata. Altrimenti, passando appunto con quell'aratrino piccolo lì, rischiamo che poi si accumuli tutta anche dove ci sono le patate eccetera, quindi rende più difficile il lavoro, ecco. Adesso sto andando a prendere la forca. 1, 2, 3, baby, can't you see? I used to party with the monkeys. What can I tell you? It was just for fun. Quella forca, quella buona, che duperei sempre, perché non mi ha tolto quella. Perché ha le cose larghe quella lì? Per tirare sull'erba? È ben quella più, va bene, dai. Perché? Allora, dai, canta. Secondo me va meglio quello lì. Ma sono... ah, qua. Ma scusa, sono sulla superficie allora? Ho detto quella perché te sai, con le pompe. Dai, vieni qui, Come dammi fai una a mano. tirarle via, dai? Dammi una mano. Prima, dai, come fai? Dove non sei ara mia? Su, si maiaggi. Senti che roba? Le forche le lascio qui intanto. Il tempo non è dei migliori, no? O no? È tempo. Allora ragazzi, speriamo di riuscire, anche se il cielo è sempre più buio. Allora adesso intanto stiamo andando a prendere l'avversora, la chiama il padre, appunto sto tipo piccolo aratrino qua che ara lateralmente in modo da non prendere le patate, però le solleva e quindi si riescono a raccogliere meglio, ecco. Allora ragazzi, siamo andati a prendere l'aratrino lì. Il problema è che qua il meteo è sempre peggio, manca veramente poco, penso che inizi a piovere. Qua gli ombrelloni sono tutti chiusi, no, ne manca uno là che devo andare a chiudere io, se no vola via tutto qua. Vedete che già sull'acqua della piscina si vedono le gossoline, sono piccole però preannunciano pioggia. No! Cosa fa qua? Inizia a piovere, senti che aria! Alla madre! E chiude gli scuri. Ma che roba, no? Alla fine mi sa che hai ragione te anche stavolta, no? C'è una brutta musa. Guarda come si muovono veloci quelle nuvole lì. Magari ci passano via senza far niente. Ecco l'aria.
Inizia a esserci anche freddo, È meglio mettere sotto le macchine, c'è posto nel capannone. Allora vado a mettere sotto le macchine, le auto prima, che non venga anche da grandinare. Veloce, 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 veloce. Adesso ci sta sotto, zio. Dove lo metti? In qua. Piano. Vai, vai. Piano, vai, vai. Vieni, vieni. Vieni, 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 vieni. Ancora un po'. Bene che faccio le patate. Allora sono andato a prendere il cellulare per vedere quando smette, perché c'ha un'applicazione, adesso ve la faccio vedere. Allora in pratica noi siamo lì dove c'è il bollino rosso. Adesso la situazione è questa. No, 16, 17 e 25. Adesso sta andando via, vedete. Quindi a breve dovrebbe smettere, però poi ne arriva un altro e poi ancora. Insomma fino a stasera però continua così. Quindi niente ragazzi, anche se poi venisse bel tempo in realtà non possiamo raccogliere le patate perché c'è tutta la terra bagnata. Niente dai, adesso io chiudo il video qui, vi farò vedere quando raccoglieremo le patate fra 2 giorni circa. Va bene dai, allora spero che anche questo video vi sia piaciuto. In caso positivo fatemelo sapere zappando un like e iscrivendovi al canale e noi ci vediamo alla prossima puntata.